Trasmettiamo entusiasmo, recita la scritta alle nostre spalle. Ebbene, Udinese Channel continua a trasmettere entusiasmo perché la nostra televisione, canale 110 in Friuli e 195 in Veneto, continua regolarmente a trasmettere. Non trasmette invece più il maxi schermo dello Stadio Friuli. Così come vi abbiamo raccontato, vi abbiamo descritto, quella contro la Lazio è stata la prima del maxi schermo mobile e nel frattempo il maxi schermo non c'è più, è letteralmente sparito, è rimasta solo la base dove appunto campeggia il logo di Udinese Channel, uno dei vari step che stanno inevitabilmente cambiando quello che è il corso della Curva Sud che è entrata ufficialmente a far parte del cantiere, smobilitata, smontata di tutti i suoi seggiolini, ha perso anche già diversi pezzi, così come ha perso ovviamente quello che era forse il pezzo più pregiato, il pezzo più importante, il pezzo del Cosmo, del maxi schermo dello Stadio Friuli, che dunque non è più a disposizione dopo l'inaugurazione dell'84, dopo tanti anni di permanenza qui. Adesso viene definitivamente messo agli archivi. Nel frattempo continuano anche quelli che sono però i lavori del settore dei distinti. Ebbene, non vogliamo fare un trattato di geometria alla Galliani, però siamo sulla linea di fondo, siamo proprio in linea con la porta e vediamo proprio come dritta di fronte a noi ci sia già completata quella che è la porzione in cemento e anche una buona struttura della copertura, e sono proprio in corso d'opera alcuni lavori anche al momento con gli operai che stanno montando una parte della copertura. Insomma, proseguono molto bene i lavori. Ci scende come al solito una lacrimuccia nel vedere un pezzo del passato che se ne va, ma dall'altra parte il sorriso torna subito, perché a vedere come procedono questi lavori davvero c'è solo che da immaginare. Il nuovo Friuli è un gioiello che continua a crescere sotto i nostri occhi, un gioiello che accoglierà tutte le partite dell'Udinese Calcio. Con la porta e vediamo proprio come dritta di fronte a noi ci sia già completata quella che è la porzione in cemento e anche una buona struttura della copertura, e sono proprio in corso d'opera alcuni lavori anche al momento con gli operai che stanno montando una parte della copertura. È stata la prima del maxi schermo mobile e nel frattempo il maxi schermo non c'è più, è letteralmente sparito, è rimasta solo la base dove appunto campeggia il logo di Udinese Channel, uno dei vari step che stanno inevitabilmente cambiando quello che è il corso della Curva Sud che è entrata ufficialmente a far parte del cantiere, smobilitata, smontata di tutti i suoi seggiolini, ha perso anche già diversi pezzi, così come ha perso ovviamente quello che era forse il pezzo più pregiato, il pezzo più importante, il pezzo del Cosmo, del maxi schermo dello Stadio Friuli, che dunque non è più a disposizione dopo l'inaugurazione dell'84, dopo tanti anni di permanenza qui. Adesso viene definitivamente messo agli archivi. Nel frattempo continuano anche quelli che sono però i lavori del settore dei distinti. Ebbene, non vogliamo fare un trattato di geometria alla Galliani, però siamo sulla linea di fondo, siamo proprio in linea. Trasmettiamo entusiasmo, recita la scritta alle nostre spalle. Ebbene, Udinese Channel continua a trasmettere entusiasmo perché la nostra televisione, canale 110 in Friuli e 195 in Veneto, continua regolarmente a trasmettere. Non trasmette invece più il maxi schermo dello Stadio Friuli. Così come vi abbiamo raccontato, vi abbiamo descritto, quella contro la Lazio